Questa è una protesi Toronto su impianti dentali errata dal punto di vista tecnico. Come vediamo abbiamo una flangia gengivale che va a coprire la gengiva naturale, in questo caso del paziente, che ha subito l'intervento però in maniera errata, ovvero sono stati posizionati impianti nella premaxilla in maniera parallela, se vogliamo anche molti impianti, non sfruttando le zone pterigoidee, quindi dell'osso pterigoideo, e non facendo come protocollo Malò standard la resettiva, ovvero il taglio dell'osso orizzontale che permette di nascondere poi la linea di transizione sotto al labbro del paziente. Quello che succede è che gli impianti dentali vengono posizionati non in alto ma verso il piano occlusale, quindi troppo in basso, e non c'è lo spazio protesico per andare a fare i denti. Infatti si vede che gli impianti hanno le connessioni molto in basso, talmente in basso che la forma poi della protesi è una forma concava invece che convessa, e qua si deposita cibo, e questo è un grande problema perché poi se la protesi al posto di essere concava la protesi, scusate, al posto di essere convessa e concava, tutto il cibo che rimane incastrato qui dentro, dopo mesi, inizia a andare in putrefazione e va a creare infezione attorno agli impianti dentali. Questo causa poi una perdita degli impianti dentali stessi, aver fatto poi un buco nell'acqua. Invece gli impianti sarebbero dovuti essere posizionati più in alto, e il design in realtà corretto della protesi è questo, dove abbiamo una protesi convessa, questa parte qua convessa in questo frangente, dove il cibo non viene a depositarsi, quindi c'è l'autodetergibilità della protesi. Questi sono praticamente dei problemi che nascono in fase di chirurgia. Quando si va a operare il paziente non si verifica quanto deve essere tagliato l'osso, ma si mettono gli impianti in fretta e furia senza analizzare dove sta la linea di transizione del labbro. È un errore questo molto frequente che capita quando si opera senza aver visto prima il paziente, fatto sorridere il paziente e verificato dove in realtà scopre il labbro. E poi quando il paziente arriva al protesista, il protesista non può fare i miracoli, cerca di fare una protesi che va a risolvere il problema andando a coprire poi il fatto che gli impianti sono molto in basso. Risoluzione di questo caso è andare a svitare questi impianti, fare ora la resettiva chirurgica, andare a mettere gli impianti in maniera corretta. Andare a rifare le protesi sopra questi impianti significherebbe solamente ripetere il problema protesico e quindi non risolvere il caso. Un saluto da Dottor Palmas, questo era un Gummy Smile operato in maniera non corretta, che poi ha creato un problema a livello protesico.